Buon pomeriggio telespettatori di Tele4, siamo pronti per un altro appuntamento con Trieste in diretta, due argomenti completamente diversi uno dall'altro, accomunati però dalla data, dal 21 di giugno, perché il 21 giugno è la giornata internazionale dello yoga, e nella seconda parte parleremo di questo, ma il 21 giugno è anche la giornata nazionale contro le leucemie, i linfomi e il mieloma, e noi siamo in compagnia in questa prima parte dell'avvocato Tiziana Benussi, che è presidente dell'AIL di Trieste, e del dottor Mario Ballerini, che è ematologo com'è struttura complessa di ematologia di Asuggia, dell'ospedale maggiore. La struttura è complessa, ma la definizione è semplice. Allora, noi ogni anno ci occupiamo di questa giornata, è una giornata per informare, sensibilizzare e anche, e questo è anche molto importante, no, avvocato, stare accanto ai pazienti ematologici. Beh, questo senz'altro, e stare accanto facendo delle manifestazioni che ricordino ai pazienti ematologici che ci siamo e che siamo pronti per dar loro sostegno di qualsiasi tipo. E infatti l'AIL nazionale ha a disposizione un numero telefonico perché i pazienti possano chiamare ovviamente dei tecnici, cioè dei medici, che possano risolvere dei problemi, diciamo così, di facile soluzione, o dar loro un'indicazione di rivolgersi a questo centro piuttosto che a quest'altro centro. Ecco, questa succederà proprio il 21 di giugno, come ogni anno. Noi per conto nostro ricordiamo la giornata con la possibilità che ci ha dato anche il Comune di Trieste di illuminare il 21 di giugno l'Urban Center di rosso, proprio in ricordo della giornata dell'AIL, e siccome poi dopo la giornata si svolgerà il 21, la data è proprio il 21 giugno, però è allargabile, diciamo così, la data, un po', sì. E allora il 19 di giugno, ovviamente perché il 21 non vi era la disponibilità della Lega Navale, che comunque domani mattina alle 9:30 partirà dalla Lega Navale un'imbarcazione per fare il giro del Golfo con a bordo dei pazienti e anche dei medici o delle OS che possono accompagnarli. Questo non è la prima volta, no? Non è la prima volta, voi gentilmente siete sempre stati molto vicini all'AIL, cosa di cui ringraziamo, ma eravate venuti anche alle partenze della regata ricordando Itaca, che era una regata che tuttora viene fatta o nel mare Adriatico o lungo il Mar Tirreno, è organizzata dall'AIL di Brescia, in cui vi è appunto la partecipazione, ma proprio per un lungo periodo, di pazienti, medici e tecnici a bordo di un'imbarcazione che attraversa o il Mar Adriatico o il Mar Tirreno, proprio destinata a diciamo così, sensibilizzare l'esistenza di questo problema della leucemia, mielomi, e soprattutto ricordando loro che è importantissima la ricerca e che in realtà la ricerca viene, diciamo così, anche aiutata da noi non dall'AIL di Trieste, ma da tutte le AIL nazionali che danno la possibilità di avere delle disponibilità economiche per i ricercatori che hanno fatto dei passi, come il dottore vi dirà, perché il dottore non è solamente facente parte del reparto di ematologia, ma da qualche mese è anche stato coinvolto nel comitato direttivo nostro. Ecco, per cui che è una malattia curabile. Ecco. Allora, dottore, io direi, prima di arrivare a parlare di ricerca, volevo continuare si vede che invecchio e mi fisso sui concetti, volevo continuare a parlare proprio della vicinanza che l'AIL ha nei confronti appunto dei pazienti, perché sempre di più, come ha ricordato l'avvocato Benussi, quando parliamo di determinate malattie possiamo dire che si possono curare, eccetera, però
e anche sempre più vedo, insomma, e non solo immagino, che come dire, sempre più ormai queste malattie, come posso dire, è meglio, mettiamola così, non mi viene in mente una definizione migliore, è meglio se i pazienti, ove possono logicamente, facciano una vita come quella come una vita di tutti i giorni, insomma, no? Si hanno dei casi in questo senso. Sì, allora diciamo che effettivamente questo è un concetto che si sposa molto con quella che è la storia di un paziente ematologico, perché le malattie ematologiche, che siano leucemie, linfomi o mielomi, sono tendenzialmente delle malattie curabili, talvolta anche guaribili, ed effettivamente noi ematologi abbiamo tante armi, nel senso bello del termine, da poter utilizzare e impiegare nei pazienti. Però è anche vero che spesso la cura, il percorso terapeutico di un paziente ematologico è un percorso lungo, sì. Quindi diciamo che noi molto spesso conosciamo, col tempo conosciamo davvero bene i pazienti, perché li vediamo spesso, li vediamo per mesi, per anni, e quindi è facile capire che per mesi e per anni una persona deve trovare i giusti equilibri per vivere una vita quanto più possibile normale e attiva, ovviamente. E la ricerca in questo appunto ha fatto passi da gigante. Si può dire che è uno degli ambiti dove, adesso senza fare classifiche logicamente, ma comunque dove appunto la ricerca ha importato di più? Beh, l'ematologia sicuramente, la ricerca è trasversale nell'ambito delle scienze, della biologia e della medicina, però l'ematologia è una branca che si presta molto, spesso anticipa quello che poi anche in altri settori verrà poi impiegato. In realtà perché il nostro organo di riferimento è il sangue e il midollo osseo, che è la sua fabbrica di produzione, che è un organo, un sistema particolare che è allo stato liquido, e quindi questo permette che sia facile da reperire, facile da studiare, e quindi diciamo è il terreno fertile per poter scoprire sempre più le caratteristiche biologiche di queste malattie e da questo poi individuare strategie terapeutiche efficaci. Quindi sì, la ricerca fa parte della quotidianità di un'ematologia. Da quando si è sviluppata maggiormente la ricerca in ematologia? C'è una data, diciamo così, alla quale si può guardare? Allora, una data forse non c'è, diciamo che la ricerca in ematologia ha iniziato il suo percorso nel momento in cui si è creata l'ematologia, e l'ematologia si è creata nella seconda metà del secolo scorso, con soprattutto gli ultimi 20-30 anni del secolo scorso, che è diventato poi evidente che ci fosse la necessità di un'ematologia, di specialisti in ematologia e quindi di una ricerca dell'ematologia. C'è da considerare che quelli che sono stati i primi, quelle scoperte farmacologiche che ancora ad oggi si considerano dei punti di svolta della cura insomma, delle nostre armi terapeutiche anche al di fuori dell'ematologia, sono state l'immunoterapia, la terapia biologica, e i primi farmaci di queste classi, che adesso sono vastissime e ricchissime, in realtà sono nate per patologie ematologiche tra la fine del secolo scorso, gli inizi degli anni 2000, e poi adesso diciamo che la ricerca è nel pieno momento delle terapie cellulari. Allora, torniamo ancora all'AIL. Dunque, le iniziative che guardano al giorno 21 sono queste che abbiamo detto, no? Sì. Cioè questa disponibilità. Tra l'altro credo che, ecco, questo è anche il numero di telefono. Verde, sì. Il numero verde, cui si potrà chiamare tutta la giornata di domenica, praticamente dalle 8 del mattino fino alle 20, quindi c'è la possibilità di chiamare, eccetera. C'è questa, diciamo,
questa iniziativa di Domani, che è un'iniziativa di sensibilizzazione, eccetera. AIL però appunto fa anche altro, e noi facciamo anche spesso il resoconto degli ultimi mesi. Credo che l'ultima volta che ci eravamo visti era, cosa sarà stato? Era Pasqua, prima della campagna delle uova. Delle uova. No, però io intendevo anche per la casa in via perché la casa AIL, in via Foschiatti. Abbiamo aperto la casa AIL, dove c'è anche da una parte la nostra sede e dall'altra una casa vera e propria con 3 camere, 6 letti, 3 bagni e anche parti comuni, per dar modo ai pazienti che debbano fare delle cure in day hospital, ma continuate, cioè per una settimana, sì, per 2 settimane, secondo quanto ci dice il reparto, per poterli ospitare. Si tratta ovviamente di pazienti che non sono residenti a Trieste e che non hanno neanche le possibilità economiche di trovare un posto adeguato, e anche per i familiari o per gli accompagnatori. E poi da quella volta lì l'appartamento ci è stato dato in comodato gratuito da parte del comune. Abbiamo ultimato tutta una serie di attività diciamo così, necessarie per la sicurezza, e tutto quello che ci richiede anche la SUGI ovviamente e il comune stesso, per poter dare questo tipo di ospitalità. E io penso che la prossima settimana potremo finalmente accogliere le prime persone. E di ulteriore novità abbiamo parlato un attimo come il mio consigliere ha detto, della possibilità di star vicino ai pazienti. Come è noto, e l'abbiamo detto varie volte, l'AIL supporta il reparto anche pagando delle psicologhe che si occupano sia dei pazienti che dei familiari dei pazienti, che ritengo con ottimi risultati, e adesso abbiamo la possibilità di avere un'estetista oncologica. Cos'è? Che è una nuova figura. Abbiamo fatto il contratto da pochissimi giorni, e è una nuova forma di attenzione, diciamo così, al paziente che magari che perde i capelli, certo, che ha dei problemi, diciamo, soprattutto alle donne, no? Che sono ricoverate o anche comunque che sono in cura presso il reparto, di avere un trattamento estetico che sia compatibile, ovviamente, secondo le indicazioni appunto del reparto stesso, con la loro situazione psicofisica, ma che renda più accettabile, diciamo così, la situazione che dovrebbe durare poco, che stanno attraversando. Ecco. Le persone, insomma i pazienti che eventualmente potranno usufruire della casa di via Foschiatti sono segnalati dal reparto. Dal reparto. Sì. E anche qui c'è ormai come dire, l'idea di mettere a disposizione delle abitazioni per vari casi, insomma, che possono avere necessità appunto di trovare un posto a Trieste per delle cure piuttosto lunghe, eccetera. Ormai è una realtà come dire, consolidata e anche molto bella, tra l'altro. Vi ricordate che quando c'è stato il problema della guerra in Ucraina, c'erano dei bambini e anche degli adulti che avevano delle malattie ematologiche abbastanza gravi. Gli adulti venivano curati nel reparto e li abbiamo ospitati noi in un bed and breakfast, cioè a spesa dell'AIL, dando a disposizione un bed and breakfast per poterli mantenere a Trieste, diciamo così, in maniera che ultimassero le cure presso il reparto. Poi c'è un altro discorso, adesso non è più un discorso, mi rendo conto, e lo abbiamo fatto ieri in un'altra circostanza con il direttore generale di Asugi, quindi non vorrei sembrare che la domanda sia impropria, però è una riflessione che viene spontanea per certi aspetti, quanto cioè sia proficua la collaborazione della struttura pubblica con realtà come l'AIL, con realtà anche
altre che ormai noi conosciamo perché vengono spesso nostre ospiti, eccetera, ognuna delle quali secondo anche la propria tradizione, perché poi si crea anche una tradizione, poi interviene a supporto appunto della struttura pubblica. E mi pare di capire che, come posso dire, un modo di lavorare assieme che risulta vincente, insomma. Sì, e direi imprescindibile, perché, sì. perché di fatto non penso che esista ematologo e ematologia che nella sua realtà lavorativa non pensi all'AIL locale della sua città e della sua regione, perché in realtà il rapporto è veramente a stretto contatto. L'AIL, tra l'altro, diciamo, l'AIL è un servizio per il paziente, a dire il vero, perché questo alla fine è, e lo è in moltissimi modi, in alcuni modi che sono facilmente intuibili, il paziente se ne può accorgere banalmente perché l'AIL ci fornisce banalmente materiale di consumo quotidiano in reparto. Oppure è di servizio al paziente perché, come già accennato, promuove e finanzia delle figure che servono nell'ambito della gestione del paziente, che ovviamente un paziente che è ammalato di una malattia ematologica, ma non solo, non è che è curato semplicemente dal medico, dallo specialista ma la struttura che è un reparto ospedaliero prevede la presa in carico del malato e anche dei familiari del malato da un punto di vista multidisciplinare. E quindi lo psicologo, e quindi per esempio le figure che spesso sono aiutate o supportate dall'AIL, come le figure delle data manager, no? Dei data manager, che sono quelle figure che all'interno di una struttura come un'ematologia tengono le redini di quelle che sono le sperimentazioni cliniche in corso, questo a cui i pazienti ovviamente poi fanno accesso e usufruiscono. Queste sono figure che il paziente non vede, ma che in realtà è un servizio che gli viene offerto. E poi in cose che stanno ancora dietro, come finanziamenti proprio per ricerca pura, oppure di infrastrutture, come detto, luoghi di appoggio, la casa AIL, cose di questo genere. Quindi è un rapporto che cammina a pari passo e che a volte forse diamo per scontato, perché per noi è normale lavorare con l'AIL presente. Poi c'è un altro discorso che torna molto spesso, sul quale vorrei ulteriormente, dai, è come prima ormai, tornare sulle cose, vorrei ulteriormente soffermarmi, che è proprio la concezione non nuovissima, ma comunque abbastanza nuova, che si viene a creare, e vale a dire, cioè, comprendere nel percorso di cura non soltanto logicamente il paziente, ma anche i familiari e i caregiver, che credo sia non amo usare le iperboli, non una rivoluzione, ma certamente un modo differente di approcciare appunto il percorso di cura, la malattia, eccetera. Questo poi con lei invece la modulo in un altro modo la domanda. Ma diciamo che riprendo quello che dicevamo prima, quelli che sono i benefici della ricerca sono del fatto che noi oggigiorno conosciamo sempre meglio le nostre malattie, abbiamo sempre più armi per poterle affrontare. Questo però significa anche che la ricerca ci impone un impegno, se vogliamo, perché più conosciamo e più armi abbiamo nel nostro arsenale, più significa che comunque la gestione di un paziente, di una patologia ematologica, è complessa e raffinata. Quindi nell'ambito di questa complessità, ecco che le necessità per quello che è il malato non sono indifferenti, perché sia in termini di sopportare e portare avanti le cure, ma anche proprio di impegni logistici per poter portare avanti il percorso. E ovviamente nell'ambito di questo quelli che sono i familiari, i caregiver, sono delle figure
anch'esse imprescindibili, e pertanto quello che si cerca di fare è di coinvolgerli attivamente al fine di capire noi che tipo di margine abbiamo con quel paziente, cioè che tipo di possibilità ha quel paziente di seguire il nostro percorso, perché queste considerazioni vengono fatte e a volte modulano anche le scelte terapeutiche. E quindi in più quello che vale sempre è che noi dobbiamo essere degli alleati verso l'obiettivo, paziente, medici che lo curano, personale sanitario e anche le persone che stanno vicino al paziente. Quindi quello che cerchiamo di fare è rendere consapevoli il malato e i suoi cari verso l'obiettivo comune. E ecco perché le giornate dell'AIL, la giornata dell'AIL o le iniziative nel periodo natalizio, nel periodo pasquale, sono anch'esse un servizio al paziente, perché di fatto promuovono l'informazione, e spesso le patologie ematologiche, che sono complesse e spaventano anche, non sono conosciute. Invece non è che occorre che il paziente e i familiari diventino degli ematologi, però avere coscienza e consapevolezza facilita il percorso di tutti. Altro aspetto storico del lavoro anche dell'AIL, e anche qui sempre per fare in modo che soprattutto le degenze lunghe dei pazienti siano più, come posso dire, si possano affrontare con una certa tranquillità, eccetera. E voi avete fornito anche ai televisori tutta una serie di, come dire, come servizi, mettiamola così, che possono sembrare così pleonastici, eccetera, ma che in realtà poi fanno parte, anche aiutano. E i televisori, per esempio, no? Perché poi dopo ci sono alcuni pazienti vengono appunto curati, mi chiedo scusa se invado un attimo il campo, ma vengono curati in day hospital, no? Però ci sono dei pazienti che devono subire delle lunghe degenze anche assolutamente allontanati da tutto, e anche per un mese, 2 mesi, 3 mesi, e certamente sopportare questa forma di, diciamo così, di allontanamento dal resto del mondo è aiutato da avere un televisore che può stare lì, non viene portato dal di fuori, con tutte le precauzioni che vengono comunque prese. Ecco, io penso che tutto sommato il discorso dei pazienti e dei loro, diciamo, dei caregiver è un discorso nuovo, anche perché ormai la medicina si è evoluta in maniera tale che la degenza ospedaliera è solo se viene fatta solamente se necessaria, no? C'è la tendenza cioè, che io trovo per ragioni di vario tipo, anche per evitare, diciamo così, infezioni e cose di questo tipo, però soprattutto sarebbe importante che la medicina territoriale, il discorso generale, non solamente per l'AIL, che forse ne ha meno bisogno di altri, l'ematologia ne ha meno bisogno di altri, che prendesse piede, perché la medicina territoriale diventa un punto fondamentale, secondo me, per la sanità pubblica. C'è una cosa dell'AIL che ricordiamo ogni volta, e io ogni volta devo sempre fare mente locale perché non vorrei sbagliare. Come funziona? Cioè ogni sede dell'associazione riceve ogni sede dell'associazione, cosa importantissimo, cioè tutto quello che viene dato dalle persone che ci acquistano i gadget, la campagna uova, le campagne a selle, resta sul territorio, anche le donazioni restano tutte a Trieste, non è che c'è un passaggio, diciamo, all'AIL nazionale che ha sede a Roma. Che poi ridistribuisce. Cioè. L'unica cosa che l'AIL nazionale ci dà è la quota parte del 5 per 1000, che anzi, se qualcuno non ha ancora pensato, nel nostro sito ci sono tutti i dati identificativi per individuare una dichiarazione dei redditi come beneficiario. L'AIL, perché basta l'AIL, viene dato a Roma e Roma poi divide. Questo è abbastanza importante, perché la gente certe volte si fida di più di una realtà piccola territoriale, però
che sia veramente territoriale e che curi le esigenze del reparto di ematologia di quel territorio. Noi abbiamo un rapporto speciale, per fortuna, in tutta la regione, anche con Udine, Con Udine mi diceva, sì. Che poi è Udine e Gorizia, e anche Pordenone. E per esempio, fra le cose che abbiamo fatto per il reparto, su richiesta appunto del reparto stesso, è stato provvedere al pagamento del compenso di un medico. E questa è una specie di borsa di studio, diciamo così, che è stata pagata una parte dall'AIL di Trieste, una parte dall'AIL di Pordenone e di Friuli, del Friuli, di Udine e Gorizia. Ripeto, Pordenone è stato veramente miracoloso, perché mentre il senso della vicinanza, oltre ai rapporti di assoluta di fiducia che abbiamo fra il direttivo di Udine e Trieste, Udine è più logico che ci aiuti un po', perché noi siamo una realtà piccola, perché in realtà Udine è Udine e Gorizia, no? E allora, mentre la Sugi è Trieste e Gorizia, una parte ho capito. Ecco, ma sì. Pordenone, che è lontana tutto sommato dal nostro territorio e anche dalle nostre necessità, si è resa disponibile a dare una quota notevole, perché abbiamo diviso in 3 del compenso dato al medico, che è stato rinnovato anche per quest'anno, oltretutto. Allora, ci abbiamo verso la conclusione. Io volevo sottolineare ancora un aspetto con il dottor Ballerini, vale a dire anche la prevenzione, no? Quando si parla di prevenzione quasi automaticamente si parla di stili di vita. C'è un'attenzione particolare magari o quantomeno, vediamo se riesco a porre intelligentemente la domanda. Sì, c'è un comportamento che sarebbe meglio assumessimo, e magari per tutta una serie di ragioni dettate anche dal nostro essere sociali dimentichiamo di assumere. Corretto? No? Sì. È un argomento ampio e complesso. Proprio da ultima domanda. Proprio, sì. Tra l'altro, allora, perché il tema della prevenzione è un tema estremamente centrale e attuale nella medicina moderna. Declinato nell'ambito dell'ematologia, è in realtà un qualcosa su cui ancora non abbiamo delle strategie vincenti. Diciamo che le malattie ematologiche non sono quelle malattie che si riescono a prevenire. Okay. E devo dire, questo forse rassicurerà gli ascoltatori, che non possiamo fare grossi errori o grossi danni per favorire l'insorgenza di una malattia ematologica. Però è senz'altro vero che in termini di prevenzione, diciamo nel senso più ampio, generale, allora forse sono banalità, però un corretto stile di vita, un buon stile di vita è di fatto una prevenzione. Banalmente perché se io mi ritrovo con una diagnosi di malattia ematologica, il fatto che negli anni precedenti ho avuto uno stile di vita buono, salutare, io sia in buona forma, senza particolari altri problemi, mi permette di essere idoneo alle migliori cure che abbiamo da offrire, indipendentemente da quale poi è la patologia ematologica che affligge quel paziente. L'altra cosa è che comunque l'ematologia di fatto si occupa di malattie del sangue, e quindi quelli che sono un regolare controllo medico che insomma le persone sono invitate a fare con i propri medici curanti, quei classici esami di una volta all'anno, vale la pena farli, perché in quegli esami c'è sempre un emocromo. L'emocromo è quell'esame che vede le cellule del sangue, che sono il prodotto della fabbrica, cioè del midollo osseo, che molto spesso è quella che si ammala quando poi nascono le malattie ematologiche. E quindi nell'ambito di questo forse non si può prevenire che una malattia avvenga, ma si può individuare se qualcosa inizia a scricchiolare, magari andare a visione da un ematologo in tempi utili può essere il miglior modo per partire, quantomeno. Perché, come diceva, parafrasando una battuta di Woody Allen, Woody Allen diceva la cosa più bella
che una persona possa sentirsi dire non è io ti amo ma è benigno. Parafrasandolo si potrebbe dire la cosa più bella che uno può sentirsi dire è l'abbiamo preso in tempo. Quindi, o è curabile. O è curabile. Allora ricordatevi che intanto già domani c'è questa iniziativa con la collaborazione della Lega Navale. Poi che domenica 21 giugno, giornata nazionale per la lotta contro le leucemie, i linfomi e il mieloma, c'è la possibilità di usufruire sono gli ospiti che arrivano dopo, c'è la possibilità di usufruire di un numero verde dalle 8 del mattino fino alle 20. Il numero verde è 800 22 65 24, quindi chiunque avesse delle problematiche, diciamo così, anche delle curiosità, eccetera, può telefonare a questo numero. E poi che sempre domenica 21 giugno il centro urban lungo, quello è già Corso Cavour, no? Se non mi sbaglio. Sì, mi pare che sia Corso Cavour. Io non so i nomi delle strade, ma penso di sì, il centro ma non urban, vorrei dire. Sì. È facile individuarlo il centro urban perché sta fra il Magazzino delle Idee e Mirella, quindi quello sarà illuminato di rosso grazie anche alla collaborazione del Comune, proprio per sensibilizzare ulteriormente sulle problematiche. Io ringrazio allora l'avvocato Tiziana Benussi, presidente dell'AIL di Trieste, e il dottor Mario Ballerini per essere stati i nostri ospiti. Buon lavoro. Adesso andiamo in pubblicità e poi parliamo di un'altra di un'altra cosa che succede il 21 di giugno. Allora, seconda parte di questa puntata di Trieste in diretta. Come annunciato ci occupiamo adesso della giornata mondiale, credo, se non mi sbaglio, dello yoga, che è in programma anche in questo caso il 21 di giugno, cioè domenica. Siamo in compagnia e adesso qui ho fatto una delle mie tante gaffe perché non ho chiesto chi delle due è l'una e chi delle due è l'altra. Ma comunque, no, forse mi ricordo, Elena Caligaris sì. E Annette Smart, che sono dell'Unione Sportiva ACLI e che appunto faranno parte, insomma, hanno organizzato questo appuntamento che si ripete da 5 anni, se non mi sbaglio, al parco di Villa Revoltella, e che consentirà la domenica 21 dalle 7 in poi e fino alle 20 di partecipare a tutta una serie di iniziative che magari poi anche spiegheremo nel corso dell'intervista. Allora, mi hanno anche detto che la data del 21 di giugno è stata scelta dal governo indiano, giustamente anche quando l'UNESCO, perché l'UNESCO, no, se non mi sbaglio, che ha stabilito una giornata mondiale dello yoga, e quindi questo molti dicono: ma perché il 21 è successo qualcosa, è nato qualcuno, eccetera, una data che è stata scelta. Allora, cosa succederà tra 2 o 3 giorni, domenica? Che cosa potranno fare le persone che verranno in Villa Revoltella? Potranno fare un sacco di cose. C'è un bel cronoprogramma durante l'arco di tutta la giornata, non ricordo il numero esatto di lezioni che ci saranno, ma ci saranno a partire appunto dalle 7-7:30 di mattina fino ad arrivare all'orario di chiusura del parco, quindi apertura e chiusura alle 8. Ogni ora ci sarà una lezione diversa, di uno stile diverso di yoga, e in concomitanza alle lezioni, diciamo, più o meno standard, ci saranno delle lezioni più dedicate per i bambini, per le donne in gravidanza, yoga senior, disabilità per fragilità, che farà proprio Annette. Per le fragilità? Per fragilità. Ah, in che senso? Quindi ampio spazio in realtà, perché dedicheremo quell'oretta, quella pratica mirata proprio alla terza età, quindi magari a persone che hanno anche qualche limitato movimento o quant'altro, cose di questo genere, quindi mirato proprio su questa fascia. Infatti una delle questioni che a me piace sempre affrontare quando parlo di yoga è che
come dire, c'è tanta, come posso dire, c'è poca chiarezza, no, quando si parla dello yoga, perché ce ne sono tanti di yoga, quindi molto probabilmente se uno avesse il tempo per, come dire, studiare meglio la faccenda, troverebbe lo yoga che fa per sé. Esattamente, infatti questo è il rischio che viene spesso espresso, perché lo yoga nell'arco degli anni, e parlo più recenti proprio dall'inizio del Novecento, quando lo yoga è arrivato nell'Occidente, ha preso totalmente un'altra piega, un'altra forma, e si è basato tanto sull'asana, tanto sulla meditazione indubbiamente, però sull'aspetto più ginnico, Sì. però un ginnico estetico, nel senso che resto nell'asana, che dopo sia magari espresso come un flow, quindi un vinyasa, o espresso magari come un principio più posturale, o quindi un hatha classico, è comunque mirato all'aspetto quasi estetico, scenografico della disciplina. Tanto anche con questa cosa degli incensi, gli aromi, eccetera. Secondo me, quando questa cosa ha cominciato a prendere piede, arriva da un paese che ha quella tendenza là. Si entra in India già con una predisposizione olfattiva diversa. Entriamo in Occidente, tendenzialmente abbiamo un'altra realtà, altri odori nostri, individuali, personali, cioè nel senso anche culturali ovviamente, no? Per cui intanto da capire in che posizione, cosa noi andiamo alla ricerca dello yoga e come noi vogliamo anche che la pratica dello yoga si adatti a quello che noi cerchiamo, no? Perché comunque se dovessimo fare un leggero passo indietro, lo yoga è sempre stato una via di mezzo tra il principio fisioterapeutico, quindi molto terapeutico in realtà perché sosteneva la medicina ayurvedica, ma anche dall'altra parte l'aspetto più marzialistico, quindi la preparazione dell'atleta che deve poi andare. Nell'avanzamento poi anche dell'evoluzione della pratica questa cosa è diventata puramente un'attività di casta, quindi anche là ci sono state grossissime discriminazioni, ovviamente principalmente per i maschi, non più per le donne, quindi era più chiuso. Quando poi è arrivato in Occidente ha fatto un boom di confusione, ufficialmente detto. E ci sono stili per tutti i gusti e tutti i generi. Sì, io ho anche fatto, adesso così non sembrerebbe per dire la verità, però mi sono anche divertito a farlo, ma devo dire anche con un certo risultato, insomma, nel senso, uno adesso non so, forse non è come posso dire, forse non è l'atteggiamento più giusto per mettersi a fare, per cominciare a praticare lo yoga, dire qualcosa devo fare, facciamo questa. Mi andava bene con gli orari, eccetera, però insomma, quindi era, insomma, mi ha fatto anche bene per dire la verità. Non so quale facessi, per dire la verità, perché io poi su questo sono un po' distratto. Però, ecco, qual è dovendo definire, mi rendo conto che è una domanda di quelle, dovendo proprio definire lo yoga, che cos'è? È una pratica, è una disciplina? Come confina con il sport magari? Cioè, avrei delle difficoltà se uno mi dicesse di punto in bianco definisci lo yoga. Io posso dire che yoga è unione tra mente e corpo, ma per la definizione io non sono insegnante di yoga, lo è Annette, quindi non mi azzarderei ad andare troppo oltre. Però appunto so che anche lo yoga deriva appunto, come stava dicendo prima, anche per preparare nelle arti marziali, no? Si collegava al Kalari Yoga, almeno in origine. Sì, ufficialmente è una disciplina filosofica. Ok. Apriti cielo. Si apre il mondo su questa cosa, quindi piuttosto. E di conseguenza su questo principio qua va a lavorare proprio sull'interazione dell'essere umano a tutto tondo, quindi andando a confinare su principi appunto filosofici, non religiosi, anche se in qualche modo comunque li accenna. Questo non per dire che lo yoga è religioso, sì. anzi,
lungi da me questo principio. È mistico o è Spirituale, sì, sì, esatto, sì. nel senso che comunque c'è riconoscimento dell'entità, qualcosa al di fuori di noi, c'è sicuro, no? Chi ha dato la vita. E poi però va anche a toccare appunto tematiche del benessere personale, individuale, quindi appunto dalla pratica ginnica, se così la possiamo definire, alla pratica proprio come uno stile di vita, quindi dall'alimentazione al come noi ci relazioniamo con noi stessi e col mondo. E di conseguenza portare lo yoga all'interno della propria vita come un elemento di nutrimento, di possibilità di crescita, di sviluppo personale e di dare anche un giusto valore a tutto ciò che noi facciamo e tutto quindi dalle nostre azioni più semplici al banalmente lavarsi le mani o a quello che noi pensiamo, che comunque è un atto di azione. Voi siete stati in India? Sì. Io sì. Io purtroppo non ancora. Io avrei detto delle due che forse ci sarebbe stata lei. A parte che è un paese che a me affascina molto, per dire la verità, ma io essendo molto pigro credo che dovrò accontentarmi dei resoconti delle altre persone. Però che sensazione si ha eventualmente quando... Allora, io dell'India ho visto poco perché sono andata a fare un periodo in un ashram, in una specie di villaggio, di ecovillaggio, per fare proprio un percorso mirato. Quindi ho visto l'India nel passaggio dall'aeroporto per arrivare in questo posto, però c'è molto caos, siamo dei popoli veramente molto distanti. Sì. C'è molta gentilezza, molta forse propensione, no, ad aiutare l'altro, che però non noti subito perché appunto c'è tutto questo caos. Ho visto questo abbastanza. Ma adesso questa è una domanda veramente sciocca e chiedo scusa. È diverso praticare yoga? Cioè, quando uno, come posso dire, è come, adesso vi chiedo scusa perché sto dicendo, però mangiare una baguette a Parigi ha un certo significato, mangiarla a Trieste, anche la migliore, non ha lo stesso significato che ha a Parigi. Praticare yoga, diciamo così, in India, anche in un ashram che credo sia cioè è diverso. Sì, io ora ho praticato delle lezioni di yoga e di meditazione nello specifico, l'ambiente, l'aria che si respira è molto diversa. Per quanto magari gli indiani ci sia molto traffico, siano che corrono da una parte all'altra, c'è comunque un'aria mistica che si sente, no? Che è proprio nelle fondamenta della loro esistenza, che noi qui non abbiamo. Non abbiamo. Sì, è sicuramente molto diverso, l'energia che si respira in questi posti è molto differente e quindi lo stato d'animo, la tua percezione mentre fai le cose, mentre pratichi, è diversa anch'essa. Forse ho fatto una gaffa anche nei confronti di chi insegna yoga a Trieste, cioè non era, volevo proprio sollecitare la risposta sull'India. Chiedo scusa, a volte non mi rendo conto di dove mi vado ad impelagare. Molto spesso quando si parla di yoga si parla anche di meditazione. Che cosa è? Ne è una parte? È qualche cosa di più? Allora, anche qua si entra in una tematica particolare, perché che cos'è ufficialmente la meditazione? È uno stato che porta sicuramente un benessere, porta calma, porta pace anche dopo magari un'intera giornata frenetica, lavorativa, figli, quant'altro, magari ti fermi un attimo e cerchi un momento di attenzione per te stesso, no? Però anche la meditazione è un atto di consapevolezza, alla fine è comunque un porre attenzione a tutto ciò che noi facciamo, in tutto ciò che noi viviamo, quindi forse sarò anche un po' ridondante, ripetitiva, ma anche il semplice gesto di lavare i piatti è un atto di meditazione se fatto con una certa attenzione, cioè con una certa presenza, il fatto di essere sul pezzo con se stessi. Ma per esempio,
molti ritengono che la meditazione sia anche come dire, un estraniarsi da se stessi, eccetera. E io delle volte ho provato, ma vabbè, poi dipende anche un po' difficile, cioè io penso che non riuscirei, forse riuscirei anche a portare una gamba dietro la schiena, eccetera, ma la meditazione penso che non so. Beh, bisogna avere un po' di pazienza, no? Okay. Sì. Si impara. E fare pace con i propri pensieri che scorrono veloce e fare pace con se stessi, con la propria mente laboriosa che ci stanca, che si dà da fare costantemente, e entrare nella consapevolezza di sé, di ciò che accade, no? E cercando di avere un distacco magari non da se stessi, ma da ciò che accade nella nostra mente, no? Non prendendolo come reale, come legge, però riuscendo a capire che noi viviamo al di là dei nostri pensieri e della nostra mente, e questo ci aiuta a essere più centrati. Appunto si lavora sulla consapevolezza nello yoga, sicuramente è una di quelle pratiche che ti portano alla consapevolezza di te, sia quando si fanno le asana, quindi le posizioni. Ci sono delle pratiche appunto come Hatha Yoga che magari sono anche un po' più meditative, che ti portano alla consapevolezza del tuo corpo, quindi sono un po' anche come una meditazione in movimento, tante volte definite, che ti portano a una consapevolezza delle tue sensazioni, di te all'interno del tuo corpo nello spazio, per farti avere sia un distacco sia accorgerti meglio di tutto quello che puoi sentire che ti può accadere, quindi anche conoscersi meglio dopo. Su YouTube è pieno di tutorial per la meditazione, cioè, servono o... Chi lo sa? Bisognerebbe vedere, sì, vabbè. Io onestamente sconsiglio tutto questo mondo mediatico, ovviamente. No, volevo arrivare a questo, in verità, Più che altro almeno iniziare con una base, cioè alla fine il principio fondamentale è quello di andare a riconoscersi, no? Di ritrovare un vero ruolo della propria esistenza all'interno appunto dello spazio, no? Quindi ci sono diverse vie, una di queste può anche essere sicuramente YouTube o varie ed eventuali. Ci sono molte voci su YouTube che sono buone, se uno non riesce a dormire, ha bisogno di calmarsi e si mette una meditazione guidata che magari ti accompagna, dopo ovviamente praticare con qualcuno o con te stesso è diverso. Parliamo invece adesso correggetemi se dico delle cose non corrette, dei diversi stili dello yoga, no? È corretto parlare di stili. Quali sono quelli più, diciamo, facciamo così, se una persona di media età volesse iniziare a praticare, quali sono le strade che gli si presentano di fronte? Ma allora, tante, questo già sicuramente capito. Allora, indubbiamente provare è la cosa migliore. Perché quindi domenica cogliere l'occasione e farsi il giro di tutti, proprio a 12 ore, full immersion, ed effettivamente scoprire un po' sia la disciplina che può piacere di più, sia anche l'istruttore o l'istruttrice di riferimento di quella dinamica, di quella attività. E poi sicuramente anche un po' il domandarsi cos'è che noi andiamo alla ricerca. Abbiamo bisogno più di un percorso terapeutico, quindi magari faccio degli esempi, un cedimento del pavimento pelvico, magari dovuto a un post gravidanza o meno, magari mi sono un attimo lussato la spalla, allora magari è il caso di risistemare e dare di nuovo mobilità a quell'arto, allora magari mi dedico di più a una pratica che sia più terapeutica, più funzionale a quello che sto cercando. Può anche essere pura curiosità o voglio semplicemente di dedicarmi un'oretta e staccare dal mondo attuale. Può essere una classica pratica di Hatha Yoga, un Odaka Yoga, un Vinyasa, insomma diversi. La differenza principalmente sta anche nel riconoscere quanto siamo persone attive, quanto invece magari siamo persone che vanno alla ricerca del rilassamento, cioè non del rilassamento ma di una calma comunque, no? Di fare movimenti più lenti magari.
Per una distinzione più netta è proprio anche ci sono certi stili che sono più energici, più vigorosi, certi stili che sono un po' più calmi e certi invece che improntano di più la lezione sulla terapia. Ho capito. Quindi, come dicevamo prima, bisogna, come per tutto, fra l'altro, bisogna informarsi un attimo e il proprio stile si trova. Ah, ma sì, di calma, perché adesso gli stili sono veramente Son tanti. parecchi. Invece un'altra cosa che anche qua credo che non sia una questione di lana caprina. È meglio farlo all'interno o all'esterno? Perché D'inverno? io l'ho fatto, d'inverno D'inverno all'interno, forse. sì, d'inverno magari uno si tempra e quindi non sente, però voglio dire, o quantomeno, allora riformulo la domanda, fa differenza se farlo all'interno o all'esterno? No. In mezzo alla natura è sempre, per il mio, è sempre tutto migliore, perché c'è una connessione maggiore. Ho capito. Si ritorna a essere ufficialmente quel che siamo, quindi a riscoprire anche che eravamo degli animali una volta. Sì, questo non avevo pensato, per dire la verità. Anche il rumore magari del vento, degli uccelli, no? Sono una distrazione benefica per la nostra testa, no? Mentre anche un'assenza di rumori o rumori finti o magari la musica come va tanto magari mettere durante la lezione sono comunque degli input, no? Quindi che comunque tengono impegnato il cervello, non lo rilassano del tutto, mentre i rumori naturali non tengono impegnati, no? Lasciano un'onda di calma, di connessione. Sì, a pensarci bene è anche così. Tra i tanti appuntamenti di domenica prossima sono anche, non so se abbiamo parlato, sono anche conferenze, una conferenza. Ci sarà una conferenza che insieme al mio collega, lui è psicologo e di conseguenza è anche istruttore di arti marziali, per cui due cose che a me hanno affascinato perché le ho riscontrate appunto nella ricerca del mio yoga. E quindi come conferenza andremo a trattare l'ansia e i processi corporei oltre la resilienza, quindi andare a toccare tutto l'aspetto non solo ovviamente dell'ansia, ma sarà un po' anche generale in merito proprio al concetto dell'emozione, no? Quindi andare un po' a scavare tutto il percorso i percorsi emotivi e come questi poi risuonano all'interno del corpo, come magari dare anche delle piccole chiavi di lettura sia dei nostri principi emotivi, quindi anche magari dovuti proprio all'ansia o a diversi stati alterati del nostro essere, e come magari dargli supporto proprio attraverso la pratica del corpo. E poi anche momenti musicali, forse abbiamo detto... Sì, si aprirà la mattina alle 7, proprio i primi incontri saranno con i canti di mantra e kirtan, che è una speciale pratica, e accompagnati da un percussionista che suona anche quegli handpan, quei dischi volanti metallici che si vedono molto armoniosi, e che accompagnerà anche con altri strumenti la pausa pranzo e un momento proprio dedicato alla musica dopo il pranzo, così digestivo, in mezzo alla natura. Sì, sarà un piccolo concerto. Allora, ricordatevi l'appuntamento di domenica 21 giugno dalle 7 in poi e fino alle 20 in Villa Revoltella. Bisogna venire col tappetino. Sì, borraccia d'acqua. Ecco, questo è fondamentale visto il caldo che è fuori. Anche due se uno ha a disposizione, e insomma provate, perché può essere poi dopo anche che alla fine trovate anche lo yoga che fa per voi e sicuramente male non vi fa. Grazie per essere state con noi ad Elena Calligaris e ad Annette Smart, e noi adesso vi salutiamo, torniamo domani come sempre alle 17:55. Buona serata a tutti e arrivederci. Grazie.